rpl.it. Cosa aspetti? Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Inizio di settimana ancora soleggiato e molto caldo al centro-sud, mentre su parte del nord avremo una pressione atmosferica più debole che lascerà spazio a qualche temporale. In mattinata ampio soleggiamento su tutte le nostre regioni centro-meridionali con cieli anche sereni. Al nord avremo qualche disturbo in più con il rischio di acquazzoni fino in pianura, specie sui settori orientali. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto. Sulle regioni settentrionali persisterà infatti una spiccata instabilità e ci saranno dei temporali a carattere irregolare. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Per tutto agosto inizierà alle ore 8:30 circa, come tutti gli anni, come al solito direi 8:30 a 32, insomma a quest'ora la rassegna stampa per tutto il mese di agosto. Lo ricordo, come ricordo il sito radiorpl.it, al quale potete fare riferimento per tutto ciò che serve per la radio, anche per riascoltarci e scrivere. Intanto un'occhiata la diamo velocemente all'agenzia ANSA. Lo sport in primo piano, il 7 bello pari, le azzurre del volley KO, ma già ai quarti, una notte giapponese, festa al villaggio per Jacobs e Tamberi, due fratelli d'oro. 100 metri e salto in alto, le medaglie d'oro di ieri straordinarie, l'Italia è orgogliosa di voi, le congratulazioni di Mattarella e Draghi. In Cina altri 98 casi di Covid, Pechino rinvia l'apertura delle scuole, aggiornati i massimi giornalieri del 2021 e l'emergenza incendi in Abruzzo, brucia la pineta d'Annunziana. Covid, aumentano ancora ricoveri e tasso di positività, scrive l'agenzia ANSA per quel che concerne l'Italia, poi la politica con la giustizia, il governo pone la fiducia alla Camera, i deputati di Alternativa C'è hanno occupato i banchi del governo come gesto di protesta e poi una donna positiva al Covid fugge dall'ospedale dopo il parto, è scappata ieri dall'ospedale Cervello di Palermo grazie all'aiuto del marito, lasciando il neonato in ospedale. Attacco hacker al centro dati, alta le prenotazioni dei vaccini, unità di crisi in regione Lazio, tutti i sistemi disattivati, le vaccinazioni a rischio di rallentamenti. L'assessore regionale alla sanità D'Amato parla di attacco hacker molto potente, molto grave, è tutto out. Mentre sempre dall'agenzia ANSA, traffico da Bollino Rosso verso i luoghi della vacanza, circolazione intensa lungo la direttrice nord-sud e temporali sul nord dell'Italia. Ancora allerta in Lombardia, la California invece rischia di rimanere senza il bacon. Questo è il titolo che chiude la prima pagina dell'agenzia ANSA. L'ADN Cronos apre con la foto di Jacobs e Tamberi, la notte incredibile dello sport italiano, giornata storica per l'atletica, trionfo nei 100 metri e nel salto in alto. A Tokyo 2020 17 nuovi casi di Covid legati ai giochi, dedico l'oro all'Italia, a tutta l'Italia, dice Jacobs, il primo oro dopo Bolt, incredibile, così come Tamberi, saltatore in alto, giornata magica con Marcel Jacobs, abbiamo fatto la storia. Salgono i ricoveri, scrive anche l'agenzia ADN Cronos, vaccinato il 60% della popolazione, fa sapere il generale Figliuolo, la campagna vaccinale procede e presto nuove dosi Pfizer. Lasciamo con ciò le agenzie, andiamo a vedere subito le prime pagine dei quotidiani di oggi, prime pagine che scorriamo rapidamente partendo dal Corriere della Sera. L'apertura di tutti i giornali di oggi è sui due atleti italiani, la storia siamo noi, titola il Corriere della Sera, 2 ori per l'Italia in 10 minuti, Jacobs strepitoso nei 100 metri, Tamberi nel salto in alto. Un'estate magica dopo mesi di sacrifici e sofferenza, prima gli europei, ora l'atletica. Per la politica il tema è quello della giustizia, oggi si vota la fiducia, tensione nel Movimento 5 Stelle e l'altro tema che il Corriere evidenzia lo scontro su Monte Paschi Siena. Il governo è intenzionato ad andare avanti sulle trattative del Ministero del Tesoro con Unicredit per l'acquisto di Monte Paschi Siena. Ultimatum di Salvini sui migranti, scrive ancora
il Corriere della Sera. Poi le nuove regole per scuola e trasporti, interventi mirati sul personale scolastico che a fine agosto non sarà vaccinato, Green Pass per chi sale su navi, aerei, treni, misure speciali per il trasporto pubblico. Il governo studia un decreto con nuove regole per fronteggiare la quarta ondata del virus. Cresce il numero degli immunizzati, siamo al 60%, sito della Regione Lazio attaccato dagli hacker, scrive il Corriere della Sera. Dal Corriere andiamo a vedere subito la prima pagina di Repubblica e Stampa, Lampi d'Oro, il titolo d'apertura su Jacobs che entra nella leggenda, è il primo italiano a vincere nei 100 metri, Tamberi campione nel salto in alto, Mattarella e Draghi orgogliosi di voi. Un'estate indimenticabile, 11 minuti da sogno, scrive ancora Repubblica. La destra doppia di Salvini, l'editoriale di Ezio Mauro, poi lo vediamo cosa vuol dire che il popolo Novax va ascoltato. Siamo davanti a un'incognita nel mezzo dell'estate con tasso di positività superiore al 3%, ricoveri sotto controllo ma zone critiche e i contagi che tornano a crescere. Cosa significa ascoltare il popolo Novax? Come dice Salvini, si domanda scettico Ezio Mauro. L'intervista al capo della polizia Gabrielli, ora su cybersicurezza, decisioni rapide, poi attacco hacker ai dati del Lazio, stop ai vaccini, chiesto un riscatto per l'attacco hacker al centro elaborazione dati, il CED del Lazio, che ha costretto al blocco delle prenotazioni dei vaccini anti-Covid rallentando le somministrazioni in regione. Chiesto un riscatto in Bitcoin. La preoccupazione più grande legata ai dati sensibili dei cittadini, tra i quali quelli di gran parte della classe dirigente del paese. Indaga la polizia postale, Zingaretti parla di situazione gravissima. La Stampa apre con i momenti di gloria, i 12 minuti che hanno cambiato la storia, la nostra storia, perlomeno quella sportiva sicuramente, gli dei dell'Olimpo Jacobs e Tamberi, commentati dal magistrato e politico Gianrico Carofiglio. Momenti di gloria è il titolo del pezzo di Carofiglio. Dopodiché la Stampa però si occupa anche di altro, oltre alla controcopertina tutta dedicata alle imprese sportive dei due eccezionali atleti, Jacobs e Tamberi appunto. C'è l'intervista al ex presidente Conte, sto con Draghi ma ora ci ascolti, sul reddito di cittadinanza non ripeteremo gli errori commessi con la giustizia. Oggi voto di fiducia sulla riforma Cartabia, tensione tra i 5 Stelle in aula, fronda di 40 parlamentari. Sarebbe stato pronto a far cadere il governo se non le avessero concesso le modifiche che chiedeva la riforma del processo penale. Giuseppe Conte risponde mai pensato a causare una crisi di governo. Sto con Draghi ma ora ci ascolti, dice ancora Giuseppe Conte nell'intervista che apre la prima pagina della Stampa, oltre la controcopertina sportiva. Poi c'è Gelmini, altra intervista che avverte Salvini, per vincere le elezioni non basta la destra, a pagina 9 c'è l'intervista, Salvini leader, non basta la destra per vincere, gli insegnanti si vaccinino per evitare la didattica a distanza, il reddito di cittadinanza non funziona, introduciamo il reddito di natalità. La leadership non è solo questione di numeri, su molti temi la Lega si è spostata sulle nostre posizioni. In Monte Paschi Siena sono stati messi soldi pubblici, è bene che le decisioni siano condivise in sede di governo. Sulla Lega c'è anche un altro titolo, poi lo vediamo meglio l'articolo, tra Moito e ultimatum, Salvini dice basta sbarchi o usciamo dal governo, il leghista dal Papeete, 2 navi straniere in arrivo con 800 clandestini, se la Morgese non le ferma per noi è un problema sostenere il governo, così racconta Alberto Mattioli sulla Stampa. Sempre sulla Stampa poi Massimo Cacciari torna sullo stato d'emergenza, un insulto alla Costituzione. Sotto la pressione della pandemia e l'ansia per superarla al più presto, viviamo trasformazioni profonde, giuridiche, istituzionali e politiche, senza chiara consapevolezza, in modo informe e casuale. Qui sta il pericolo. Tendenze in atto da tempo, almeno dalla grande crisi delle Torri Gemelle, che sono andate via via volatilizzando i poteri delle assemblee elettive, trasformando l'attività legislativa in convalida della decretazione d'urgenza, e ciò sempre, si dice, per rispondere con tempestività a un bisogno di sicurezza, di protezione, invocato dall'opinione pubblica. Lo stato d'emergenza sta diventando la norma, ormai con la benedizione anche di ex garantisti e ex giustizialisti. Che questo non interessi i virologi può starci, che non interessi politici e giuristi forse meno. Una volta si parlava della forma delle leggi.
Qual è la forma del decreto legge che proroga lo stato d'emergenza per la quinta volta, se non conto male, dal 31 gennaio 2020? Esiste nel nostro ordinamento qualche norma che consenta in via generale di proclamare lo stato d'emergenza? L'articolo 7 del Codice di Protezione Civile non sembra, perché lì è fatto riferimento esplicito soltanto a calamità naturali, quali sismi, eventi meteorologici eccezionali, eccetera, scrive in prima pagina sulla Stampa Massimo Cacciari. Esiste comunque la possibilità di incardinare nella nostra Costituzione l'idea di stato d'emergenza, meno che meno. Come spiegava la professoressa Cartabia nella sua veste scientifica, i nostri padri non vollero che si ripetessero le condizioni che portarono nella Repubblica di Weimar al continuo ricorso all'istituto dello stato di eccezione, con le ben note conseguenze. Il ricorso alla formula dello stato di emergenza sembra perciò, più che frutto di totale improvvisazione, l'autofondazione di una nuova norma, cioè una innovazione di sistema per quanto informe, anche per la fondamentale ragione che nulla si dice nel decreto del 23 luglio sulla possibilità di ulteriori proroghe. L'articolo 24 del Codice di Protezione Civile recita che lo stato d'emergenza nazionale non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12. Questo articolo non è richiamato nel decreto perché in generale il codice non poteva esserlo, non prevedendo, come si è detto, altro che calamità naturali, né vengono in alcun modo indicati i criteri in base ai quali lo stato d'emergenza potrebbe finire. Tutti vaccinati dagli 0 ai 100 anni? Nessun contagio più? Su quali indici? Su quali dati si intenderà procedere? Si pensa esista un termine ultimo decorso il quale ogni ulteriore proroga diviene impossibile? Sono semplici, socratiche domande. È palese, prosegue Massimo Cacciari, che nella nostra Costituzione non può trovare radicamento l'idea di stato di emergenza, forse però qualcosa di analogo. La mia modesta competenza in materia mi suggerisce che il caso può risolversi soltanto attraverso la lettura combinata degli articoli 13, 16, 32. La libertà personale è inviolabile, articolo 13. Solo in casi indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori da comunicare entro 48 ore all'autorità giudiziaria. È del tutto evidente che si tratta di reati che nulla hanno a che fare col nostro caso. L'articolo 16 invece prevede la possibilità di limitazioni in via generale per motivi di sanità e sicurezza al diritto di libera circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale. L'articolo 32 stabilisce che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Ora, è chiaro, argomenta Cacciari dopo aver citato i 3 articoli della Costituzione italiana, che qui dovrebbe intervenire una legge che stabilisca in modo formale quali siano questi motivi che consentono di derogare alla solenne dichiarazione dell'articolo 13. È altrettanto chiaro, mi pare, che comunque tutte le restrizioni coattive dovrebbero seguire la via giurisdizionale che in esso si indica. In assenza di simili garanzie, un domani, per motivi di sicurezza, si potrà procedere a limitare la libertà della persona invocando la tutela di qualsiasi altro valore. È difficile da immaginare? Niente affatto. Credo già viviamo all'interno di questa deriva. Dal terrorismo all'immigrazione, oggi la pandemia, domani probabilmente la difesa dell'ambiente. Tutte emergenze realissime, nulla di inventato. Il problema è come le si affronta, occasionalmente, senza memoria storica, incapaci di dar forma di legge agli interventi, magari necessari, privi di qualsiasi strategia di riforma del sistema democratico. Alcune autorità sovranazionali hanno tuttavia ben compreso, e da anni, il formidabile pericolo che questa tendenza comporta, ma la loro voce neppure è citata dal governo. L'articolo 4 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici New York 1966, il quale in base all'articolo 10 della Costituzione prevale sulla normativa ordinaria, così detta. In caso di pericolo pubblico eccezionale che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli Stati possono prendere misure le quali deroghino, eccetera. Sussistono forse oggi, scrive Massimo Cacciari sulla Stampa, luglio-agosto del 2021, i presupposti minimi per dichiarare che l'esistenza della nostra nazione è minacciata? Infine, ricordo per l'ennesima volta risoluzione 2361 del Consiglio d'Europa che dice:
I governi devono assicurare che i cittadini siano informati that vaccination is not mandatory, non è obbligatoria la vaccinazione, e che nessuno sia politicamente, socialmente o con altri mezzi costretto ad assumere il vaccino if they do not wish to do so themselves, cioè se non lo vogliono fare di libera volontà loro. Aggiungiamo la disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno che dice: è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone non vaccinate, per esempio per motivi medici o perché non hanno avuto la possibilità di farlo o hanno scelto di non essere vaccinate. Sono parole di qualche scemo Novax, parole che incitano al suicidio? No, parole al vento, così pare. Stiamo preparandoci, conclude Massimo Cacciari, a un regime, a una intesa mondiale per la sicurezza, diceva un grande filosofo Deleuze anni fa, per la gestione di una pace fondata sulle paure, le angosce, le frustrazioni di tutti noi, individui ansiosi di soffocare ogni dubbio, ogni interrogazione, ogni pensiero critico, conclude col punto di domanda. Massimo Cacciari in prima pagina su La Stampa di Torino di oggi. La Stampa che lasciamo per andare a vedere anche le altre prime pagine di oggi. Dalla Stampa passiamo alla Verità, e poi vediamo gli altri quotidiani al volo. La Verità apre con: siamo già prigionieri del Green Pass, mancano pochi giorni ma il documento è inaccessibile per chi si è ammalato di Covid, in rete è pieno di falsi, gli hacker violano i sistemi di prenotazione, gli hub in Puglia vanno in ferie, non si può affidare la libertà costituzionale alla burocrazia. Intanto Figliuolo celebra il 60% di vaccinati. Poi la questione del segretario della CGIL Landini, commentato da Maurizio Belpietro: dalla CGIL poche idee e travisate sul Green Pass. Il Corriere della Sera ha detto l'altro giorno, ha scritto che in linea di principio il segretario della CGIL non è contrario a discutere di Green Pass nelle aziende. Da qui parte il commento di Maurizio Belpietro: la CGIL non ha idee sulla carta verde, sul Green Pass, il Corriere la schiera dove vuole. Landini nell'intervista con il Corriere della Sera apre a un vincolo generico, ma si dice contrario a penalizzare i lavoratori che non vogliono il siero. Alla fine invoca una scelta del governo per lavarsi le mani. L'ex capo della FIOM non spiega neanche perché i certificati debbano andare bene per i ristoranti e non si debbano applicare alle mense aziendali. Silenzio pilatesco sui problemi dei trasporti, i mancati interventi nelle aule, l'assenza di interventi a favore delle categorie più colpite dalla crisi. E ancora dalla prima pagina della Verità, Giorgio Gandola sui Fratelli d'Italia: oro per Jacobs e Tamberi, azzurri più veloci e più in alto di tutti. A centropagina Fabio Amendolara intervista Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro: processi stoppati senza valutazione, riforma Cartabia contraria all'Unione Europea, più organico e pareri veloci, l'improcedibilità ci mette a rischio di infrazione, dice alla Verità il magistrato Nicola Gratteri. Con la riforma Cartabia rischieremo l'infrazione in sede di Unione Europea. Bruxelles chiede più organico, non l'improcedibilità. Pure per i processi per i reati ambientali, se compiuti da singoli imprenditori, si estingueranno, prevede Nicola Gratteri. Per rinnovare il Consiglio Superiore della Magistratura bisogna incidere sul sistema elettorale. Va spezzato il vincolo tra le correnti e i candidati togati, dice ancora Gratteri nell'intervista, una lunga intervista di Fabio Amendolara in prima pagina sulla Verità. Era urgente intervenire sulla legge elettorale dei componenti togati del CSM per limitare il ruolo delle correnti nella competizione elettorale, un tema che invece è toccato dai referendum, uno dei 6 referendum per cui si stanno raccogliendo le firme tra Lega e Radicali. Invece ci troviamo una riforma con la quale sarà molto più semplice delinquere e conseguire l'impunità. È il duro giudizio del procuratore Gratteri sulla riforma Cartabia. In primo piano poi sulla Verità la transizione ecologica che inaridisce l'agricoltura e la filiera del Made in Italy, l'attuazione ideologica del Green Deal europeo non impatterà negativamente solo sulla produzione di vetture e sui prezzi della benzina o delle bollette di casa. La transizione ecologica sarà una mazzata per la nostra agricoltura. Avremo campi fotovoltaici al posto di grano e viti, spiegano gli esperti. La produzione europea inoltre rischia un calo del 10%, tutto a vantaggio di India e Cina.
Così sulla Verità di oggi. Le interviste del lunedì a Giulio Sapelli, economista, il recovery plan alla fine non lo rispetterà nessuno, a Riccardo Molinari, che poi avremo con noi alle 9:30, capogruppo della Lega alla Camera, su immigrazione e tasse il governo deve fidarsi di noi, a Gianluigi Paragone, mi aspetto i vigili a controllare pure le redazioni, e a Dino Meneghin sullo sport, palazzetti vuoti, andrà in crisi anche il basket. Lasciamo la prima pagina della Verità, andiamo a vedere anche il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. L'apertura è sulle cosiddette schiforme, come le chiama il Fatto. Lega e Forza Italia minacciano schiforme peggiori. Cartabia, Mugugni nei 5 Stelle, il leader chiede compattezza sul voto di fiducia per la riforma della giustizia. Conte dice sono stati salvati i 3/4 del decreto Bonafede e Bonafede sta con lui. Intervista al PM Cascini, Consiglio Superiore della Magistratura, evitati molti danni, restano pericoli nelle indagini. Intanto la frase sopra la testata: Pfizer e Moderna alzano i prezzi dei vaccini all'Unione Europea fino al 25%, come quei tizi che ridevano la notte del terremoto. E lo stop ai brevetti promesso da Draghi? E ancora grandi fake news, titola il Fatto in prima pagina: ma che green, il nostro piano nazionale di riforme e resilienza PNRR nega l'ambiente. Mentre Gianfranco Viesti, economista meridionalista, si occupa di Torino, che è come Napoli, anche il nord adesso è in crisi. E infine il Fatto economico su auto elettrica e batterie e guerra da 200 miliardi. L'Unione Europea promette entro il 2035 lo stop ai veicoli a benzina, diesel e gas. Ora servono investimenti giganteschi dove, intanto in Italia, ben 70.000 lavoratori rischiano il posto per la transizione all'auto elettrica e le nuove batterie. Una guerra economica su scala mondiale. Mentre lasciamo anche il Fatto Quotidiano, andiamo a vedere Libero. Apertura di Libero sull'Italia che vola, più in alto e più veloce, ovvero Jacobs e Tamberi, atletica azzurra storica alle Olimpiadi. Tamberi nel salto in alto e Jacobs che vince l'oro sui 100 metri. Simboli di una nazione forte che non molla mai, scrive Libero. Partiti di traverso su Monte Paschi Siena, Unicredit, e si indaga su 3 pubblici ministeri. Sale la tensione in Parlamento sulla trattativa Unicredit Monte Paschi Siena. Dopo le richieste arrivate da ogni partito di maggioranza e opposizione, il ministro dell'economia Franco ha accettato di riferire in aula mercoledì. Intanto alla Procura di Milano sotto inchiesta i pubblici ministeri che avevano chiesto il proscioglimento degli ex manager del Monte Paschi. Sui temi economici ancora su Libero Giuliano Zulin, meglio svendere che un'altra Alitalia, Monte Paschi Siena rischia di essere un'altra Alitalia. Un'intervista di Sandro Iacometti al ministro Cingolani, tutti ambientalisti ma coi soldi degli altri, titola Libero in prima pagina, poi vediamo meglio anche questa se abbiamo tempo. Parla Roberto Cingolani, ministro della transizione ecologica. Gli ambientalisti coi soldi degli altri, fanno tutti gli ambientalisti. Per l'ex manager di Leonardo Finmeccanica, se i sacrifici e i costi non saranno condivisi nella transizione ecologica, ci troveremo senza risultati e senza occupazione. Le bollette, molti vogliono la decarbonizzazione e le energie rinnovabili solo se gli impianti non sono vicino a casa e se le bollette della luce non salgono. L'auto elettrica e i carburanti fossili vanno superati in un arco di tempo corretto, senza lasciare tantissime famiglie senza lavoro e facendo crescere l'offerta. Intanto in arrivo la stangata sui carburanti, piano verde dell'Unione Europea. Se passa la proposta di Bruxelles, viaggiare e riscaldarsi senza elettricità costerà di più. Così su Libero in prima pagina. E dalla prima pagina di Libero, Bianchi, il ministro dell'istruzione, che fa rimpiangere perfino Azzolina e non sa come riaprire le scuole, scrive Alessandro Giuli. Mentre diamo un'occhiata anche al giornale, il giornale di Augusto Minzolini, che apre con le 2 icone sportive del giorno, non solo del giorno a dir la verità, entrano nella storia dello sport italiano. Jacobs e Tamberi, più veloce più in alto, supereroi d'Italia, 2 ori da sogno, miracolo azzurro ai giochi, titola il giornale. Jacobs e Tamberi, 10 minuti incredibili, scrivono la storia del nostro sport, un giorno da leggenda. Dal Texas al lago di Garda, Marcel Jacobs è il nuovo Bolt, vive sul Garda appunto, è il nuovo Bolt che vola in 45 passi. Mentre Tamberi aveva il tendine rotto, si è preparato per 5 anni,
è riuscito a vincere. Sugli sbarchi, ultimatum di Salvini, titola il giornale in prima pagina. Matteo Salvini soffia Monte Paschi Siena al PD, si intesta la battaglia per il salvataggio della banca senese, la mossa mette in crisi Enrico Letta in corsa per le supplettive nel collegio di Siena. Ma il segretario della Lega in serata apre anche il fronte immigrazione. Ho scritto a Draghi che entro agosto il problema sbarchi va risolto o diventa un problema sostenere il governo. C'è un ministro dell'interno, dia un segnale. E lasciamo anche la prima pagina del giornale, andiamo a vedere Il Giorno, Nazione, il Resto del Carlino, il quotidiano nazionale. Momenti di storia, è l'apertura sullo sport e l'impresa azzurra alle Olimpiadi, 2 medaglie d'oro in 10 minuti Jacob Stamberi. La guerra agli hacker contro i vaccini, l'attacco informatico alla regione Lazio, l'ombra dei Novax, titola il quotidiano nazionale. Il Giorno invece su scala lombarda si occupa delle ruspe di Como più veloci dell'alluvione. Dopo l'alluvione sul lago i lavori corrono, sassi, fango e tronchi, e nuovi danni intanto anche nella Bergamasca, ma a Como i lavori di riparazione sono andati e stanno andando velocissimi. Le imprese, in calo il bisogno di soldi è segno di ripresa, ma sull'occupazione è allarme. E poi la cronaca, movida violenta a Milano al Ticinese, 2 aggressioni in poche ore, scrive Il Giorno. In questo caso, dal Giorno passiamo a dare un'occhiata anche al Tempo di Roma. Il quotidiano diretto da Franco Becchis apre con i Fratelli d'Italia e l'entusiastico commento di Francesco Storace, così il paese ritrova l'orgoglio, Draghi come un portafortuna, scrive Storace, orgogliosi di essere italiani, siamo sul tetto del mondo, guardiamo tutti dall'alto in basso alla faccia di chi ci ha sempre denigrato. In questi trionfi c'è anche da apprezzare lo stile del presidente Draghi, una sobrietà che con Conte avevamo dimenticato, scrive Francesco Storace. Nel giorno in cui i NOTAV attaccano i nostri agenti, sono 2 poliziotti a farci vincere medaglie da leggenda. Abbiamo conquistato l'europeo, ci sono stati i successi mondiali dei Maneskin e chissà se ora non arriverà anche Miss Mondo, prevede Storace, niente meno. In primo piano poi lo scherzetto Pfizer e Moderna, salgono i prezzi dei vaccini, i grandi affari di Big Pharma e la trattativa Unicredit Monte Paschi Siena che fa traballare il governo Draghi, scrive Il Tempo. Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia. 1. Riforma del CSM. Stop allo strapotere delle correnti. 2. Responsabilità diretta dei magistrati. Più tutele per i cittadini. Chi sbaglia paga. 3. Equa valutazione dei magistrati. I magistrati non possono essere controllati solo da altri magistrati. 4. Separazione delle carriere dei magistrati. Stop alle porte girevoli per ruoli e funzioni. 5. Limiti agli abusi della custodia cautelare. Per una giustizia giusta e un equo processo per tutti. 6. Abolizione decreto Severino. Più tutele per sindaci e amministratori. Firma anche tu ai gazebo della Lega nelle piazze e in tutti i municipi d'Italia. Trovi tutte le informazioni sul sito legaonline.it. Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia. Stai ascoltando RPL. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ritorniamo ai quotidiani di oggi. Dopo aver visto meno male le prime pagine di stamani, vi segnalo, a parte l'intervista a Nicola Gratteri che apre la prima pagina della Verità con Fabio Amendolara, ma peraltro vi segnalo anche un pezzo sul giornale, l'incubo Novax per i funerali di De Donno. Abbiamo ascoltato anche prima l'intervista che facemmo un anno fa, più di un anno fa, con Antonino Danna al professor De Donno che si è tolto la vita. Oggi le esequie a Mantova, una lettera dei familiari, amatelo in silenzio. Incubo Novax, scrive il giornale, per i funerali di De Donno. In tanti ieri alla Camera Ardente per rendere omaggio al primario. Non lo strumentalizzate, quanto detto su di lui non lo rappresenta. L'appello è firmato da tutti i suoi cari che affermano il silenzio è la miglior cura. Ieri folla composta davanti alla Camera Ardente
nella sala del comune di Eremo di Curtatone, il paese dove Giuseppe De Donno era nato 54 anni fa e dove è morto la scorsa settimana. Oggi invece i funerali religiosi si svolgeranno a Modena, Basilica di Sant'Andrea. In questo drammatico momento, sottolineano i parenti, il silenzio sarebbe la forma più grande di rispetto e di amore per lui e tutti i suoi cari. Vi ringraziamo per l'amore che viene dimostrato, ma ci sono situazioni private che non possono e non devono essere strumentalizzate. L'appello all'oblio, nonostante la procura abbia aperto un fascicolo di indagine ipotizzando il reato di istigazione al suicidio, è comprensibile da parte dei familiari dell'ex primario di pneumologia del Carlo Poma di Mantova, un medico che credeva nella bontà della terapia anti-Covid del plasma iperimmune. Si è tolto la vita. Troppe bugie, troppe offese, come ondate di fango, prima e dopo la sua morte. Nel mirino sono finiti i Novax, qualunque cosa significhi. Precisiamo, scrive il giornale, i negazionisti che scendono in piazza con slogan aberranti sono ignoranti che si squalificano da soli. Non varrebbe la pena di confutare le loro tesi assurde. Discutere invece sull'incongruità delle scelte che da 1 anno e mezzo condizionano le nostre vite è giusto e utile. Questo a suo tempo cercò di fare il dottor De Donno, rimanendo umilmente nel rigore del proprio ambito professionale, rifuggendo i riflettori. Un'attività, quella di De Donno, in ossequio alla scienza e non in contrapposizione ad essa. La sua cura, pur avendo superato i test di validazione degli enti sanitari, voleva essere un contributo al superamento dell'emergenza. Nulla di più, nulla di meno in tema di Covid. Invece De Donno fu schernito da quegli stessi personaggi radical, Sivax, che ora accusano i loro speculari contrari Novax di voler fare di De Donno la propria icona. Malafede. Si capisce dunque come la famiglia De Donno non sia rimasta altra strada che l'appello al silenzio, scrive il giornale in primo piano. A proposito di Covid, scherzetto Pfizer, così titola il Tempo di Roma, contratti rinegoziati, i prezzi vanno su dopo che i vaccini a mRNA si sono dimostrati più efficaci dei più economici Johnson & Johnson e AstraZeneca. Le dosi da fornire all'Unione Europea fino al 2023 costeranno 19,5 euro l'una invece di 15,5. Ritocco all'insù anche per Moderna. Situazione in Italia, immunizzato completamente il 60% degli ultradodicenni, in settimana il decreto con le novità sul Green Pass. Su questo c'è anche Repubblica, i punti del nuovo decreto, Green Pass per aerei e treni. Il ministro Speranza dice che è giusto estendere il Green Pass, varrà da settembre anche per i traghetti. Domani o giovedì la decisione del governo. Lezioni in classe solo con insegnanti e studenti vaccinati, ma è scontro con Salvini. Ipotesi del certificato già dal 6 di agosto per titolari e dipendenti di ristoranti e palestre. Estendere l'uso del Green Pass ai trasporti da settembre, partendo da aerei, treni e navi nei collegamenti a lungo raggio. È uno degli obiettivi del governo, che si rende ancora più necessario dopo le immagini di turisti ammassati senza distanziamento sui mezzi, in particolare sui traghetti, senza certezza di trovarsi seduti accanto a persone immunizzate. La svolta potrebbe essere contenuta nel decreto che il governo si appresta a varare già domani o al più tardi giovedì, con una cabina di regia e un consiglio dei ministri. La Lega preme per far slittare il tutto al 19 agosto. A proposito di Lega, sulla Verità Daniele Capezzone intervista a Riccardo Molinari, PD e 5 Stelle incartati, su tasse e immigrati Draghi si fidi di noi. Letta e Conte sono in panne, mentre la bozza sul fisco contiene i nostri temi. Ma non siamo contenti della Lamorgese. L'idea dei candidati civici nelle città è nata per allargare il consenso del centrodestra. Con da Milano a Torino partiamo in vantaggio. Così la Verità riassume l'intervista al capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. C'è contro di voi una critica, quella di avere differenti sensibilità al vostro interno, dopo le interviste dei governatori Zaia e Fedriga sulla manifestazione anti-Green Pass con diversi parlamentari leghisti. Ma non è normale che in un partito del 20% ci siano storie e culture diverse? Fa la domanda con risposta inclusa Daniele Capezzone. Assolutamente sì, risponde Molinari. E poi quello che conta è la linea, che è la stessa per tutti, anche se ognuno ha il suo tono. La posizione della Lega è contraria al Green Pass, sia per una questione generale di libertà, sia per ragioni di applicazione pratica. Ristoratori e baristi non sono pubblici ufficiali. Si rischia di danneggiare la stagione turistica, dopodiché invitiamo a vaccinarsi e i nostri governatori, come i sindaci, stanno facendo un lavoro straordinario. L'obbligo vaccinale in Italia non c'è, non va bene introdurlo in modo surrettizio.
E non è che puoi dire sei libero di non vaccinarti, ma se non lo fai non ti faccio lavorare. Il governo ha due strade, o il modello inglese, tutto aperto, chi non si vaccina si assume il rischio, oppure abbiano il coraggio di assumersi la loro responsabilità e propongano l'obbligo per alcune categorie. Il governo ci metta la faccia, se ne prenda tutte le responsabilità. Così inizia la conversazione del quotidiano La Verità con Daniele Capezzone e con Riccardo Molinari. Su La Stampa invece, come dicevamo, Alberto Mattioli, inviato a Milano Marittima, la racconta così: Matteo Salvini fa un passaggio rapido alla festa della Lega di Cervia, sgancia la bomba. Ci sono 800 clandestini su navi straniere, in acque straniere, non vorrei che sbarcassero in Italia. Ho scritto a Draghi, gli ho detto che entro agosto il problema va risolto. Se la Morgese non è in grado di risolverlo, ne prenda atto e ne tragga le conseguenze. Sostenere un governo che accetta questi sbarchi sarebbe un problema per noi della Lega. Risponde poi a Malagò: sono strafelice per le medaglie di due stra-italiani come Jacobs e Tamberi, ma lo Ius Soli non c'entra nulla. Infine fa il punto sulla Lega. Oggi me ne andrò, ma non prima di aver incontrato Giancarlo Giorgetti che arriva, così non direte più che non ci parliamo. Un mojito prima davanti a qualche decina di ragazzotti svestiti da papete, torso nudo, infradito, tatuaggi, in fila per un selfie. In realtà è un popolo apolitico che vuole la foto con la celebrità. La base leghista, in attesa della dose di politica, aspetta un po' più in là, alla festa di Cervia, che è poi una festa dell'unità uguale e contraria, stesso menù di ortodossia romagnola, stesso dialetto e passione. Bisogna capire cosa pensano i militanti di questa Lega ultimamente mai così ondivaga, schizofrenica, al governo con Mario Draghi in piazza a contestarlo. Responsabile e barricadiera, si vax e no Green Pass, alleata ma in concorrenza con Giorgia Meloni, un partito dove c'è tutto il contrario come la vecchia DC, dal super draghiano Giorgetti alla coppia anti-draghiana Borghi Bagnai. Intanto Berlusconi titilla l'orgoglio leghista e l'ego salviniano, telefonando sabato durante il duetto Salvini-Vespa per dire che mai il centrodestra è stato così forte da quando lo rappresenta il caro amico Matteo. Lega e Forza Italia, cuore pulsante di un'alleanza destinata a diventare sempre più stretta fino alla fusione. Sorpresa qui perché la base leghista si rivela tutt'altro che barricadera, più dialogante, molto draghiana, più di quanto si potrebbe supporre, mentre Salvini minaccia di staccare la spina al governo. Entusiasta dell'endorsement di Berlusconi, ha parlato benissimo, ha riconosciuto la leadership di Matteo, dice Cristiano Mauri, 51enne direttore di banca, assessore a Bellaria, alla cassa del ristorante, perché non si può fare il militante solo a chiacchiere. Berlusconi lo vedrei bene come prossimo presidente della Repubblica. E poi si raccolgono diverse opinioni. Intanto sul palco Nicola Molteni, sottosegretario all'interno, parla di immigrazione. Massimiliano Fedriga ha applaudito quando proclama sono sì Vax. Visto da qui, Pillon in piazza insieme a quelli che fanno il saluto romano sembra lontano 1000 leghe. Noi siamo democratici, in tutte le famiglie si discute, anche nella nostra, dice Ombretta Farnetti, titolare di un agriturismo in collina, 8 dipendenti e 3 stagionali. Così sulla Stampa, tra mojito e ultimatum, Salvini dice basta sbarchi o usciamo dal governo. Dell'intervista a Maria Stella Gelmini, Salvini leader, non basta la destra per vincere, abbiamo già detto, e poi Conte che viene intervistato in apertura sulla Stampa, come dicevamo, Draghi ascolti i 5 Stelle, il reddito di cittadinanza non si tocca, dice l'ex premier, sulla giustizia forse ci siamo fatti trovare un po' impreparati, ma non ripeteremo quell'errore, continueremo ad appoggiare il governo, oggi vediamo i frutti degli interventi pianificati durante il mio governo, abbiamo migliorato la riforma della giustizia, non potevamo permettere il collasso della giustizia penale, è improprio parlare di riforma Cartabia perché per buoni 2/3 è la riforma di buona fede. Candidare ora Draghi al Quirinale può essere frainteso, suonerebbe come promoveatur ut amoveatur, dice ancora Giuseppe Conte. Il governo deve chiedere e ottenere maggiori garanzie sulla tutela dei posti di lavoro e dei soldi dei contribuenti sul caso Monte Paschi. Dopo 19 mesi di transizione il movimento ha bisogno di una leadership chiara, di un indirizzo politico univoco. Con Di Maio non c'è dualismo, se verrò indicato leader di conseguenza agirò in una struttura con ruoli e funzioni, dice l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Anche il giornale si occupa di Lega in relazione al caso Monte Paschi, una privatizzazione a carico dei cittadini, scrive Carlo Lottieri, e poi il Ministero del Tesoro ha solo 4 mesi per liberarsi di Monte Paschi Siena, ma costerà 3 miliardi e 700 milioni. Lo Stato è obbligato a trovare un acquirente entro fine 2021. L'Unione Europea
non consente proroghe. E su questa questione Salvini attacca su Siena e apre il dossier sbarchi. Stop o è un problema, dice il leghista. Salvare sportelli e lavoratori. Poi l'ultimatum a Draghi. Lamorgese nel mirino. Salvini torna a dettare l'agenda della politica italiana. Soffia Montepaschi al PD e si intesta la battaglia per il salvataggio della Banca di Siena. Poi spara sul ministro Lamorgese sulla politica degli sbarchi, arrivando a mettere in discussione la tenuta del governo. Non è possibile chiedere il Green Pass agli italiani per andare a Gardaland o in pizzeria e poi far sbarcare migliaia di clandestini senza controlli e senza regole. È un problema che entro agosto va risolto, dice Salvini, che su Repubblica appare in fotografia con il figlio Federico a Milano Marittima. Salvini ci riprova, parte dalla Sicilia la conquista del Sud, patto con Forza Italia per il candidato governatore, obiettivo arginare Fratelli d'Italia. Tra i nuovi ingressi il re delle preferenze accusato di corruzione, scrive ancora la Repubblica. Nino Minardo è il luogotenente regionale in Sicilia, scavalcato in questa fase di reclutamento tra le varie cose che racconta Repubblica, il senatore Salvini lavora a una campagna acquisti da sballo. Una senatrice, 4 potenti consiglieri regionali, fra cui Luca Sammartino, golden boy della politica siciliana, capace nel 2017 di conquistare 32.000 preferenze per un seggio all'Assemblea regionale siciliana. Facciamo la pausa musicale e apriamo la nostra rubrica La piccola città, come tutti i lunedì. Prima pausa musicale di oggi con il calendario musicale alla mano. 31 luglio del 1828, in questo weekend, nasceva François-Auguste Gevaert, compositore belga francese. Qui ascoltiamo un pezzo che è uno dei più antichi canti francesi di Natale, una variazione su questo tema popolare.